Nuovo anno, nuovi appuntamenti con i fiori d'inverno. Sarà un gennaio ricco di eventi per la speciale rassegna dedicata al radicchio rosso di Treviso. Da Zero Branco a Mirano a Preganziola a Dosson di Caser non mancheranno in questo mese le occasioni per degustare il frutto più eccellente dell'inverno trevigiano. Una rassegna che nasce dalla collaborazione tra Umpli Veneto e il Consorzio di tutela del radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco IGP, che insieme hanno riscoperto sapori e tradizioni custoditi dalle Proloco, facendo un efficace strumento di promozione del radicchio. Questa festa, senza la collaborazione e il sostegno prezioso delle Proloco, non sarebbe stata possibile. La collaborazione naturalmente non si ferma qua, perché sotto il calendario e la rassegna fiori d'inverno ce ne stanno molte altre e sono già iniziate e finiranno a primavera a Quinto di Treviso. Tutti i momenti importanti per valorizzare questo prodotto e il connubio sempre più forte tra consorzio, produttori e Proloco e istituzioni. Mi pare che è un connubio vincente che oggi poi anche qui si sta rilevando tale. Dal mondo del volontariato, vera anima delle Proloco, un messaggio positivo che afferma il valore delle tradizioni. Non solo uno strumento al servizio del marketing territoriale, ma soprattutto un patrimonio culturale attorno al quale si aggrega la comunità. È inutile parlare in questo momento anche di ristrettezze, magari in altri tempi qualcuno ha fatto le estati alla grande o le manifestazioni alla grande con i soldi pubblici. Noi oggi dimostriamo anche qua con il volontariato e con tutte le nostre manifestazioni si possono fare grandi cose grazie alla passione e all'amore che hanno i volontari per il loro territorio. E quindi un grazie forte va dato e soprattutto a loro e un gran 2015, speriamo che lo sia poi quello per tutti.